È l'unica strada che ci collega alla nostra abitazione, per cui noi siamo costretti a fare avanti e indietro attraverso quella strada piena di buche. Il cartello indica una velocità massima di 30 km/h, ma per percorrere i 450 metri di via Mazzocco è necessaria forse un'andatura ancora più moderata per evitare danni ai mezzi se ci si sposta in auto perché, dicono i residenti, in bicicletta è impossibile muoversi. Bicicletta o macchina è veramente un problema. Per gli anziani più ancora, per tutti comunque rischi danni alle vetture. Sono tutte quelle che ho misurato circa 13-15 cm l'una di profondità. Un quarto d'ora ci vuole, minimo, per andare piano perché sennò si rompe tutte le macchine. Già la mia devo portare al meccanico perché è già partito qualcosa. Gli anziani che si spostano esclusivamente in bicicletta raccontano di essere costretti a rimanere in casa e a chiedere aiuto ai vicini per le semplici commissioni quotidiane. Faccio fatica perché le buche mi sembra di cadere per terra perché sono profonde. Ormai non si può prendere fuori da qua. Ma i disagi non si fermano qui, come spiega questa signora, la cui madre malata necessita di assistenza. Il personale dell'USA ha detto che non viene più ad assisterla a casa, né fare i prelievi, nulla, perché la strada è indecente, quindi stiamo perdendo dei servizi fondamentali. Via Mazzocco è una strada comunale, come riportato in un documento del catasto datato settembre 1964, ed è agli uffici di Piazza Caduti a Mogliano che i cittadini si sono rivolti. In una mail del luglio 2016 il comune assicura che la strada verrà asfaltata in primavera, ma nel frattempo i residenti chiedono interventi tampone. Anticipare o andare avanti almeno con ancora quei tappabuche che ogni tanto con gli interventi che facevano già da adesso a maggio sicuramente è una situazione che non possiamo sostenere.